Ospedale di Sestri Levante, potenziate oncologia, riabilitazione, neuropsichiatria infantile e consultorio. Sarà spostata la chirurgia, resterà solo quella ambulatoriale. Il piano spiegato dalla direttrice dell'ASL 4. Caos Siria, a descrivere la situazione padre Ibrahim al-Sabag, parroco di Aleppo, nei giorni scorsi in visita a Rapallo. I religiosi non si arrendono e vanno avanti con iniziative per l'estate. Festeggiati a Varese Ligure i 200 anni di Nostra Signora della Visitazione. Presente il cardinale Angelo Bagnasco. Maria ci insegna ad andare contro l'individualismo di oggi, ha ribadito l'arcivescovo di Genova. Inaugurata la piscina comunale estiva di Cicagna, la gestione è della società sportiva Lavagna 90. L'impianto sarà aperto sino a settembre, tutti i giorni dalle 9:30 alle 19, previste aperture serali a tema. Buongiorno a tutti e bentornati al TG13. In apertura alla sanità. Il piano di riorganizzazione della rete ospedaliera è stato al centro della conferenza dei servizi dei sindaci dell'ASL 4, che ha visto peraltro l'approvazione all'unanimità del bilancio consuntivo 2017. Sul tavolo il futuro dell'ospedale di Sestri Levante, che ha visto una richiesta di chiarimenti da parte del sindaco. Il tema è stato affrontato ieri anche in Consiglio regionale. Sentiamo con l'intervista a Bruna Rebagliati, direttore generale dell'ASL 4. Mission dell'ospedale di Sestri Levante sarà l'indirizzo riabilitativo. Il piano di riorganizzazione dell'ASL 4 prevede il concentramento di alcuni reparti e lo spostamento di altri. A parlarne la direttrice Bruna Rebagliati a margine della conferenza dei sindaci. Sestri Levante, spiega, mantiene la connotazione di ospedale con una medicina per acuti, capace di dare una risposta a tutta l'area oncologica dell'azienda. I pazienti oncologici che necessiteranno di un ricovero per acuti non dovranno andare al pronto soccorso e quindi esporsi anche a rischi diversi, trattandosi di persone con sistema immunitario in difficoltà, ma avranno la possibilità di ricoverarsi in una medicina che avrà un indirizzo ematologico, oncologico e pneumologico, che è gestita dai professionisti specialisti della loro patologia. Rebagliati spiega poi che a Sestri Levante saranno potenziati la neurochirurgia infantile e il consultorio, vista l'elevata richiesta di spazi aggiuntivi. Sarà concentrata l'attività delle cure intermedie e la riabilitazione motoria, con l'aggiunta di posti letto, e l'oncologia, che avrà un servizio a 360 gradi. Abbiamo individuato uno spostamento dell'area chirurgica ad alta complessità nell'ospedale di Ravagna perché è necessaria, perché l'alta complessità va fatta dove c'è una rianimazione, e abbiamo concentrato l'attività a media complessità nell'ospedale di Rapallo perché è lì dove abbiamo il nostro blocco migliore, il nostro blocco di eccellenza, e dove ci sono maggiori garanzie di operare nel modo migliore. Quindi la chirurgia che si svolgerà a Sestri Levante sarà una chirurgia a bassa complessità, e in particolare andremo a realizzare ex novo, perché ristruttureremo completamente il blocco operatorio con gli standard della chirurgia ambulatoriale. Per Rebagliati, l'ospedale di Sestri Levante manterrà l'attività dermatologica, sarà attivata la parte relativa allo screening oncologico con la senologia diagnostica e la terapia del dolore. La questione dei piani non utilizzati, se ne è parlato anche con un'interrogazione in regione, lì la situazione com'è? Tutti i piani verranno utilizzati e in questo momento noi avremo bisogno di qualcosa in più. Siamo al meteo, forti piogge questa mattina su tutto il territorio del Tigullio. Intanto andiamo sul sito dell'ARPAL, dove è confermata l'allerta meteo di colore gialla su tutta la Liguria fino alle 15 di oggi. Per quanto riguarda i millimetri di pioggia caduti sul territorio, vediamo la rete osservativa del centro meteo Ligure con i dati più elevati, che sono quelli di Tribogna, 117 mm oggi, 125 nella zona di Moconesi, dove ha piovuto molto, 180 l'accumulata più alta nella zona di Belpiano e di Borzone. Poi ci sono i 123 mm caduti nella zona di Sori, i 100 di Camogli, quindi nell'area di costa sono stati i comuni più interessati dalla pioggia. C'è stato anche l'allagamento di un locale sul lungomare di Rapallo, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, tuttavia la situazione non era preoccupante. Nell'entroterra preoccupazione questa mattina per l'isolamento della località Valle Fredda e di Manai nel comune di San Colombano Certenoli per una frana poco sopra Pian Casarile vicino al Mulino. Lo comunica il gruppo Facebook Salviamo la Fontana Buona. I tecnici del comune hanno prontamente rimosso i massi e la strada intercomunale è nuovamente aperta al traffico veicolare. Invece vedete alle mie spalle queste immagini, questa foto di tromba d'aria che è stata realizzata da un volontario di protezione civile, che fanno riferimento questa mattina nella zona, lo vedete, di Sestri Levante.
Gli esteri ora, nei giorni delle feste mariane di luglio, il parroco di Aleppo, padre Ibrahim Al-Sabag, è stato ospite a Rapallo. Il religioso ha seguito la festa parrocchiale di San Pietro di Novella e ha celebrato messa domenica 1° luglio in Basilica. Lo abbiamo incontrato e gli abbiamo chiesto qual è la situazione attuale in Siria. Sentiamo. C'è una parola per spiegare la situazione in Siria ed è caos. La pronuncia padre Ibrahim Al-Sabag, parroco ad Aleppo, a Rapallo in occasione delle feste mariane per contraccambiare la visita di aprile di Don Beppe Coloma e Don Stefano Curotto. È il caos dunque, non una vera guerra. Quest'ultima infatti prevede 2 schieramenti contrapposti e confini precisi. In Siria oggi, dice Ibrahim, ci sono almeno 10 eserciti che si combattono. In mezzo resistono i religiosi, tra i pochi a pensare al futuro della povera gente siriana. Come minoranza cristiana molto debole, quasi rischiamo veramente di scomparire da tutto il Medio Oriente, e questo molto pericoloso. Forse i media ne parlano di meno, ma assicura padre Ibrahim, i missili continuano a cadere. Aleppo è stata trasformata da una città molto importante, industriale, che faceva il 60% dell'industria della Siria e come Milano per l'Italia, si è trasformata in piccolo villaggio che consuma ma non riesce a produrre niente, e la gente dipende completamente di quello che offre la Chiesa come aiuti umanitari. I problemi più seri ad Aleppo sono la scarsità di acqua, la disoccupazione e la fame, problemi che la comunità diocesana di Chiavari ha iniziato a conoscere bene. La Chiesa siriana fa il possibile per aiutare la popolazione. Padre Ibrahim parla di alcuni progetti per l'estate. Abbiamo iniziato questo progetto dell'oratorio estivo, il GREST, con 350 bambini, ma abbiamo adottato anche nella città di Aleppo altri 6 oratori estivi in diverse altre comunità cristiane. È un modo per accompagnare il bambino in questo progetto, sia verso una vita nuova e anche per una guarigione. Veniamo sul territorio, una festa di famiglia attuale e urgente in cui Maria ci insegna ad andare contro l'individualismo imperante della società di oggi. A dirlo l'Arcivescovo di Genova nel partecipare a Varese Ligure ai solenni festeggiamenti per i 200 anni della festa di Nostra Signora della Visitazione. Il Cardinale ha guidato i Vespri e la processione, alla quale hanno partecipato oltre alle confraternite centinaia di persone. Vediamo. Centinaia di fedeli provenienti da tutta la Val di Vara e non solo hanno preso parte ai festeggiamenti per i 200 anni della festa di Nostra Signora della Visitazione a Varese Ligure. Domenica la chiesa di San Giovanni Battista ha ospitato le solenni celebrazioni con i Vespri e la processione per le vie del borgo, quest'anno guidati dal Cardinale Angelo Bagnasco. Una festa che ha un significato attuale, ha spiegato l'Arcivescovo di Genova nella sua riflessione. Sono contento di essere qui per vivere quella che è una festa di famiglia che fa memoria della visita di Maria alla cugina Elisabetta. È un messaggio particolarmente attuale e urgente, perché si parla della carità della Madonna verso la cugina Elisabetta, una carità però che nasce dalla fede, perché la Madonna ha appena avuto l'annuncio di diventare madre del Signore, ed ella, dopo aver incontrato il Signore che è luce e fuoco, diventa luce e fuoco di carità e di amore verso chi ha bisogno. Questo è il messaggio centrale, che va esattamente nel senso opposto dell'individualismo imperante di oggi. Anche quello di Maria è un viaggio, oggi tanti viaggi di speranza attraverso il Mediterraneo, in questo caso è un viaggio per aiutare qualcuno. Sì, un pensiero a quanti questi fratelli e sorelle disperati, grandi e piccoli, bambini disperati, fuggono da situazioni di guerra, di carestia, di persecuzione, alla ricerca di un domani, di un futuro di pace, di maggiore benessere. L'Europa si trova di fronte in modo più serio, più stringente al banco di prova. Questo è il vero esame, a mio parere, il vero esame per la comunità europea. O supera questo esame, che è il fenomeno, il fatto dei migranti, in modo intelligente, solidale, rispettoso, oppure perde se stessa.
Andiamo in Val Fontana Buona, ha riaperto ufficialmente questa mattina la piscina estiva comunale di Cicagna. Per i prossimi 3 mesi la gestione è stata affidata alla società sportiva Lavagna 90. In queste settimane il Comune ha eseguito i lavori necessari per permettere l'avvio delle attività. In anteprima abbiamo intervistato il sindaco. Attesa da tante persone in Val Fontana Buona è arrivata l'apertura della piscina estiva comunale di Cicagna. Il servizio riparte da oggi per 3 mesi. La curatela, che segue il fallimento della precedente gestione, attraverso una deroga ha eseguito una gara ad evidenza pubblica per affidare l'impianto durante l'estate. Abbiamo fatto una gara che sarà aggiudicata dall'associazione sportiva Lavagna 90, che già gestisce impianti analoghi come ad esempio la piscina di Lavagna, quindi sono una società blasonata e attrezzata, quindi domani riparte il nostro impianto. La gestione comprende il palagym, la piscina estiva e gli impianti di Parco Cavagnari. Numerose le attività che potranno essere richieste. Le attività in programma sono ovviamente la balneazione, ma ci saranno un corso di nuoto per piccoli, quindi per bambini e adulti, corsi di acquagym, sport in acqua, e quindi da domani saranno consultabili sul sito di Lavagna 90 e sul sito del Comune. Numerose le richieste pervenute all'amministrazione da parte di persone desiderose di rivedere aperta la piscina. Il Comune ha investito risorse in questi giorni per rendere l'impianto fruibile, eseguiti tutti i lavori necessari per l'avvio delle nuove attività. Fin quando sarà aperta? Allora, l'orario di apertura sarà 9:30 di mattina fino alle 19 di sera, ci saranno previste anche aperture serali con serate a tema. Ma questo poi sarà consultabile sul sito sia di Lavagna 90 che sul sito del Comune. E la chiusura è prevista per il 15 settembre, però abbiamo anche chiesto una deroga al fallimento per eventualmente posticipare la chiusura se la stagione ce la permetterà. A breve sarà avviato un bando anche per l'affidamento della gestione della palestra. Cicagna crede nello sport come elemento di svago e di socializzazione. È un'alternativa al mare, ma anche un momento di socializzazione dove i nostri ragazzi, i nostri bambini possono venire qua in gruppo e fare diciamo, comunità, e quindi è un impianto che ha una sua valenza sociale importante. Questa mattina il Comune di Sestri Levante ha consegnato una targa per il riconoscimento di meriti sportivi a Daniela Valentino, giovane atleta di Sestri Levante che recentemente si è distinta per gli ottimi risultati conseguiti nel nuoto. Daniela è una ragazza di 19 anni, da 15 anni pratica il nuoto e in quest'ultimo anno, anche grazie al progetto di vita indipendente promosso da Regione Liguria per persone con disabilità e che prevede il sostegno all'autonomia e alla realizzazione di persone speciali nei loro diversi contesti di vita, Daniela ha potuto andare ad allenarsi con lo Special Team Genova e dunque investendo ancora di più nel nuoto. E con lo Special Team di Genova ha partecipato ai Giochi Italiani Estivi Special Olympics di Montecatini a inizio giugno, conseguendo 2 medaglie d'oro, una nei 50 metri rana e una nei 100 metri stile e un argento nella staffetta 4x25 mista. Avete visto anche le foto. Ora linea alla rassegna stampa, poi ci ritroviamo con gli ultimi aggiornamenti. Prima pagina di Avvenire, uranio impoverito, basta con i silenzi. 30 sì al sindacato militare e per le ONG chiede rispetto. Il neoministro della difesa promette di far luce sulle munizioni contaminate e dice il Mediterraneo resti un mare aperto. A centro pagina 3 milioni a rischio di azzardopatia, la denuncia dei monopoli, Confindustria difende il settore. Allarme dei banchieri, pericolo Argentina, Savona pronti a tutto, questo all'assemblea dell'ABI, richiamo ad allontanarsi dall'Europa. All'interno del quotidiano cattolico, Trump porta al vertice della NATO l'incubo del fallimento del G7 e Tusk dice si ricordi che gli USA di alleati non ne hanno tanti. All'interno ancora la Thailandia, tutti fuori dalla grotta e l'incubo finisce dopo 18 giorni, il salvataggio finale, per ultimo l'allenatore dei baby calciatori. Adesso la prima pagina del secolo XIX, la fotonotizia è per il calcio, per Cristiano Ronaldo che è bianconero, la Juve conquista il Re di Coppa. L'allarme di Banca Italia, Visco sferza alla politica, le riforme rallentano. Adesso la prima pagina del Levante, cantieri e semafori, Aurelia senza pace ancora per tutto il mese di luglio. ANAS conferma sugli interventi per la sicurezza si va avanti, almeno 4 impianti mobili resteranno in funzione. In Valle Sturla, strada per Prato Mollo, investiti 18.000 euro, parco e consorzio per i funghi. La Fara cambia volto, a Chiavari il Comune non ottiene una contropartita e l'interpellanza di Noi di Chiavari sulla variante urbanistica, via le cabine balneari, ristretta la palestra, spostata la piscina. E infine per la cultura e gli eventi, musica e gusto, domani sera la festa nel centro di Lavagna, animazione e gastronomia si fondono per una serata che sarà all'insegna dei sapori locali ed internazionali.
Due notizie di cronaca prima di concludere. La Polizia di Stato di Genova ha arrestato per il reato di rapina un pregiudicato di 35 anni originario di Santa Margherita Ligure. A carico dell'uomo sono stati raccolti gravi elementi di responsabilità in relazione ad alcune rapine in strada a Genova, con particolare riferimento ad un episodio commesso in via delle Fontane. Nell'occasione il pregiudicato aveva avvicinato un giovane con un pretesto, conquistando la sua fiducia, salvo poi rivelare le sue reali intenzioni, facendosi consegnare 50 euro in contanti sotto la minaccia di un coltello. Con le immagini della videosorveglianza, alcune settimane dopo, durante un intervento in via Gramsci, si sono imbattuti militari in un individuo del tutto corrispondente e l'indagine si è conclusa nella mattinata di ieri con l'arresto del colpevole. L'uomo è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e per questo è stato denunciato anche per il reato di porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere. Ora si trova in carcere a Genova Marassi. Il quadro elettrico di un'attività commerciale ha preso fuoco questa mattina intorno alle 7:30. Il fatto è avvenuto in via Trieste a Chiavari all'apertura del locale. Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. A parte i danni al quadro elettrico non ci sono stati altri problemi. Era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Ci ritroviamo con l'informazione locale questa sera alle 19:15 con Tiguglio Oggi. Grazie per averci seguito. Buon proseguimento di giornata.